Nella zona industriale di Aragona, al confine con Agrigento, nella sede della SEAP dell'imprenditore Sergio Vella, si è svolto un confronto sul tema imprenditoria e arte, nel corso del quale sono stati anche presentati il libro del giornalista del TG5 e scrittore Carmelo Sardo, L'arte della salvezza, storia favolosa di Mark Hart, pubblicato da Zolfo Editore, e le opere pittoriche dello stesso artista favarese che tanto successo riscuotono. Insieme a Sardo, Mark Hart e Sergio Vella è intervenuto il critico d'arte Vittorio Scarpi. Vediamo. È un'operazione di puro riciclaggio, insomma, riciclaggio delle scorie dei reflui e riciclaggio anche di un ragazzotto di campagna rustico, piccolo, un tombolotto, fratello di Nino Ippolito, con la pancia, preso in giro a scuola, che si chiamava Marco Urso, forse, che poi è diventato Mark, che già è un nome mai usato nell'Agrigentino, e poi è diventato Mark Hart, riciclaggio riuscito, adesso è un pittore internazionale. Si veste da Al Capone, molto simpatico, molto divertente, ha cambiato anche sesso, cioè è diventato da eterosessuale, omosessuale, bisessuale, trisessuale, e fa dei quadri bellissimi in cui c'è tutta la grande pittura da Van Gogh fino a Pollock, con una potente espressività, come se agissero, come se dentro di lui ci fossero dei fantasmi. Lui dice angeli, potrebbero essere demoni, che spingono e fanno venire fuori un capolavoro come quello che vede sul fondo, in questa bellissima azienda di riciclaggio, che era il posto giusto per far venire un pittore che, invece di essere un povero pittore disperato nel buco del culo del mondo, è diventato un grande pittore internazionale. Adesso faremo un altro libro, è pieno di libri, vede Mark Hart, quindi poi mette di buon umore, divertente, allegro. Nessuno fino ad oggi gli imprenditori avevano capito il mio progetto, e quello è il progetto di arredare gli uffici di presidenza, gli uffici industriali, con le opere d'arte, di dare un messaggio all'arte contemporanea. E nessuno che mi ascoltava. E l'unico è stato Sergio Vella, che quando ha capito subito ha detto: Mark, ispirati alla mia azienda e lavoriamo insieme per il tuo progetto. Ho capito, dopo averlo visto allestito all'interno con le opere di Mark Hart, cosa significhi fare azienda e aprire all'arte, perché questa stessa impresa è arte, perché hanno saputo creare, i fratelli Vella, ai quali mi lega un'amicizia solida di diversi anni, hanno saputo creare un piccolo miracolo, permettetemi di dirlo, in questo nostro sventurato sud. E ora, a vedere questi ambienti ingentiliti dalle opere di Mark Hart, vi assicuro sono un tocco quasi, passatemi il termine, angelico di magia, perché la storia favolosa di Mark Hart, come ho raccontato nel libro L'arte della salvezza, è una storia di grande riscatto, e parimenti può essere definita una storia di grande riscatto il successo di due giovani imprenditori del nostro sud. È l'impresa che apre all'arte per lanciare un nuovo messaggio. L'impresa non è solo lavoro, ma è anche protagonismo civico, è anche sport, è anche arte, è anche cultura. Io spero che questo sia anche da monito per i colleghi imprenditori, perché facciano la stessa cosa, perché comunque questo è un messaggio positivo, è un messaggio bello, se non altro serve anche a, come dire, a spezzare un po' quei concetti negativi che spesso si hanno verso le imprese, piuttosto che diciamo, investire nell'arte, che rappresenta lo sviluppo delle imprese. È stato un piacere conoscere Mark Hart, che è un nostro conterraneo, veramente un artista che è conosciuto in Italia e nel mondo, e noi abbiamo davvero creduto molto nella sua storia, e per questo abbiamo deciso di organizzare questo evento qui da noi.